proseguiamo questa avventura con gli aspiranti Mister. Vi presento subito l'aspirante Mister numero 66. Oh, questo ragazzo abbronzato, muscoloso, del nome Kevin, il mio nome preferito. Kevin come? Stefini, Ho capito. Dove sei? di Muggia. Ok, bene, mi guardi un po' strano, come se fossi un cartone animato. Devi stare tranquillo. No, lo so che ho la faccia buffa, ma non ci posso fare niente, insomma. Quanti anni hai? 18 appena fatti. Ah, appena. Quando? Cioè, quando è che hai fatto i 18 anni? Giugno. Quindi da poco. Hai festeggiato? Sì. Mega festa. Sì, sono andato. Adesso la prima cosa che mi farai, ora che hai 18 anni, la patente. Beh, ovvio. Che, Sono già iscritto. vedi? È la macchina che comprerai, Kevin. Non lo so, dipenderà dai miei. Ho capito. Senti, cosa fai di bello nella vita? Cosa studi? Max Fabiani, per geometra. Ho capito, quindi vuoi diventare un geometra? No, Sì, per geometra. Non credo che andrò avanti. non andrai avanti. No. Quindi cosa vuoi fare allora? Diciamo, hai un sogno nel cassetto? Sì, fare il geometra. Ah, geometra, quindi andrai avanti. Sì, ma lo farò all'università. Ah, ho capito, quindi continuerà, ho capito, adesso ho capito. Scusa, c'è stato un piccolo... Senti, ragazzo biondo, occhi azzurri, molto bello, insomma, sei fidanzato? Sì, ho la ragazza. Da quanto tempo? Tanto. Quindi sei innamorato. Allora io dico alle signorine all'ascolto, mettetevi il cuore in pace, il nostro Kevin è già fidanzato. Allora, come mai ti sei iscritto invece a Mister Topolini? Cosa ti aspetti da questa esperienza? Ma non lo so, spero che sia un'esperienza bella. Bella? E di divertirsi? Sì, anche. Divertimento, così. Oh, giusto. Allora, Di conoscere anche nuova gente. ok, bravo, giusto, un'ottima politica. Kevin, ben arrivato. Telecamera tutta tua, puoi dire e salutare chi vuoi. Niente, saluto la mia ragazza che la amo tanto e basta. Che romantico, in bocca al lupo. Grazie. You feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite, short stack, black or white. Long as you do what you like, body out of sight, body out of sight. She does a two-step.